Questo è il Ponte dei Pugni. Ci troviamo a Venezia. Questo ponte si chiama così per una tradizione oggi scomparsa, la Guerra dei Pugni. Dal mese di settembre a Natale, due fazioni si sfidavano sui ponti della città. La divisione tra queste due fazioni ha forse origine nell'ostilità tra gli abitanti di Jesolo ed Eraclea, che trasferiti a Venezia avrebbero formato due comunità separate. I Castellani che abitavano i sestieri di Castello, San Marco ed Orsoduro e i Nicolotti che abitavano quelli di San Polo, Santa Croce e Canaleggio. I membri dei due schieramenti si distinguevano anche nell'abbigliamento. I Castellani portavano berretti e sciarpe rossi, i Nicolotti invece neri. Le donne dei Castellani portavano i fiori al petto su un lato, quelli dei Nicolotti sull'altro. Diventa tradizione che le due fazioni si scontrino sui ponti, all'epoca quasi tutti senza ringhiere, con lo scopo di buttare gli avversari in canale. Annunciato lo scontro, si decideva il ponte e lo si preparava. I contendenti si schieravano accompagnati da musica, si sceglieva l'equipaggiamento da usare: corazze, elmi, scudi, bastoni o a mani nude senza protezioni. Si iniziava con una sfida, detta anche mostra. I campioni delle due squadre uno contro uno, ciascuno mettendo i piedi sopra l'impronta in pietra d'Istria. Poi seguiva lo scontro di tutti gli altri, in una vera e propria mischia. Chi alla fine aveva ancora uomini sul ponte piazzava le proprie insegne, ma era sempre possibile per gli sconfitti tentare la rivincita. Spesso anche il pubblico si lasciava coinvolgere negli scontri, che potevano durare anche varie ore. In ogni caso la gendarmeria interveniva al tramonto. Le autorità limitano progressivamente questi scontri e dal 1574 vengono bandite le armi. Alla fine, dopo uno scontro eccessivamente cruento, nel 1705 le guerre dei pugni vengono proibite e in parte sostituite dal gioco delle forze d'Ercole. Durante il Carnevale di Venezia, in piazza San Marco, la squadra che riusciva a fare la piramide umana più alta veniva premiata dal doge. Questo ponte è stato ricostruito attorno al 1870, munendolo di ringhiere. A Venezia si possono trovare altri ponti che erano stati utilizzati per le guerre dei pugni, come ad esempio il ponte di Santa Fosca e il ponte della Guerra.